crederci è alla base della mia vita ed è quella che io consiglio di avere in tasca con voi virtualmente. Per chi non ha sentito. Coerenza, coerenza e credibilità sono la lealtà, è l'unica arma e il miglior investimento che voi potete fare. Non sbaglierete mai, puntate al vostro 100%, pensando che dovete puntare al vostro, guardare agli altri rubando con gli occhi, accettando che quello è migliore di te, non lo invidiare, l'invidia è il male dell'essere umano. E allora la correttezza, la credibilità, la coerenza, non puntare il dito verso gli altri, sii sincero e severo con te stesso, perché questa è l'unica soluzione, è questa la mia forza. Io parlo con tutti, imparo da tutti, voglio imparare da tutti, perché posso ridarlo. Questo atteggiamento è virtuoso perché risulti migliore nei confronti delle persone, ottieni attenzione, ottieni hai fascino e attrattività, e questo è il secondo testo male bilaterale, è un fuoco incrociato di ottimismo, è l'unica soluzione che io prevedo e consiglio a tutti, è il migliore investimento della vostra vita, oltre anche a seguire uno bravino che sta un po' più alto di noi e si fa chiamare Dio. Noi invitiamo un po' tutti. Comunque ti volevo fare una domanda un po' personale, se posso farla? Devi. Diciamo, allora, per dei ragazzi come noi che hanno un sogno, no? Sì. Quello di fare la radio. Ok. Cosa puoi consigliarci? Al di là di un aspetto pratico del passato. Di continuare a farla innanzitutto. Di crederci o di crederci. Ma come no? Ma ragazzi, io non Osa! la differenza Credi. tra crederci e non crederci, tra farlo e non farlo, tra pensarlo e farlo, perché voi state qua e qualcun altro sta a fare due passi per il corso. Crederci, vai avanti, proponete qualcosa di leggermente diverso a qualcuno, qualcuno un po' sognatore come me, e troverete il guida retta. Chiedete un aiuto, ma non chiedete un aiuto banale. A me mi scrivono: presidente, fammi la maglietta insieme, ammazza che bravo, che bella idea che c'è avuto. E invece qualcun altro mi ha dato un punto pazzesco e lo sta condividendo con me. Non lo posso dire. Dai, dillo. Esce il libro! Niente, l'ha detto, ha detto. Il libro? La prima volta nella vita. Questa è una macchina. È lui che me l'ha creata questa Il libro? Mi è piaciuto con questa domanda. E esce il libro. Esce il libro. Ci proviamo il 17 maggio a farlo uscire. È un po' di 17 maggio. Questa è l'anteprima esclusiva di Chiari Radio. Un anno del sito. Mamma mia, quindi Me l'hanno proposto in 28 di fare il libro. Una persona mi è arrivata a cuore e l'ha fatto con me. Gli ho detto: non ti do una lira per fare il libro, non mi chiedere soldi. O sei socio fino al 50 o niente. È socio fino al 50. Ci credo. Faremo una lira, ne faremo 50, saremo soci. Ci sarà beneficenza, una parte devoluta, perché è fondamentale Esce il libro. della cultura di Vero. persone, un po' di attenzione per gli altri. 17 febbraio a Villa Glori, una coperta per scoprirci. 17. Se me lo permettete, Un'altra andiamo volta. a raccogliere coperta per il senzatetto di Roma dalle 11 alle 14. Villa Glori, pensiamo Una coperta per un scoprirci. caffè, sto lì per farci le chiacchiere. 17 ma il febbraio. ticket è portare una coperta, un plaid o un sacco a pelo, perché noi la sera E a maggio proviamo col libro. non levato l'attenzione, hanno mandato Credete. Tre qua. un'iniziativa, devo dire, bellissima. Grazie di aver condiviso con noi questa esclusiva. Che dire? Perché siete stati bravi. Grazie, adesso non Mi so ha fatto come piacere. ritornare in maniera È venuta fuori. ironica, Che poi però non cala dirlo. rubriche, Non l'ho detto al non so mio come definirla, di coautore che ascoltiamo. l'ho detto, Onda però l'ho sonda. detto, glielo dico ora. House. Amica House. Esce il libro. Abbiamo scritto il libro. Per mettere proprio questo male. di Radio Irania, solo Che notizia. Sempre in diretta dallo studio 9, dopo il gravissimo attentato che ha colpito Studio 1. Qui infatti è ancora tutto pieno di fumo. Amici, vediamo se almeno oggi riusciamo a finire puntata senza saltare in aria. Sentiamo Roberta, nostra regista, cosa ci fa ascoltare oggi di pelo. Oh no, Roberta, leva subito, questo è molto inappropriato. Oh, no, Insomma, no, era- no, prendere Roberta, lei ha sbagliato canzone. Sta No, no, non deve su El Radio in capire, replica. Roberta, 22esima fuori, Mi ha che fatto sono piacere 12. No, no, riascoltare, così tutto mixer di sangue. ascoltare per la prima volta perché ero lì in diretta il pezzo con Livio Live, la nostra colonna sonora, e poi mi è uscita una notiziola. Pare che qualcuno abbia scritto il libro. Più ascoltata di Pechino, LDS. Pare che il 17 maggio vorrebbe riuscire a pubblicare il secondo testo male. Un anno dalla nascita del sito web, proviamo a tirarne fuori un'altra. Ce la mettiamo tutta, tutti i giorni, con il massimo della passione, della consapevolezza e del proprio impegno.
fin dove arriviamo, famo. Secondo il formato, viva la vita. E scegli. C'è un gattino.